Giornate di primavera, weekend dedicato a 10 luoghi magici che aprono le porte al pubblico. Morto poliziotto 34enne di Porto Empedocle, lavorava a Reggio Emilia ma era tornato nella città marinara, stava guidando la sua motocicletta. Il tasso di positività dei tamponi raggiunge il 40%, siamo nel pieno di una nuova ondata di contagi. Alle 2 del mattino le lancette dell'orologio andranno avanti di 60 minuti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione weekend dedicato alle giornate FAI di primavera, 10 luoghi magici da visitare tra Agrigento e Favara. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via oggi e domani le giornate FAI di primavera, giunti alla 30ª edizione. 10 le aperture speciali, 7 ad Agrigento più 3 a Favara e il treno storico lungo i binari della Valle dei Templi. Coinvolto anche la delegazione FAI di Agrigento, il FAI Giovani e il Giardino della Colimbetra che hanno voluto tributare al territorio agrigentino in occasione del trentennale. Ad Agrigento, tra i luoghi aperti, la Scala Reale, l'alloggio prefettizio, la saletta espositiva della Questura di Agrigento, l'edificio della provincia, la prefettura che si affianca su via Gioieni, piazza Vittorio Emanuele, piazzale Aldo Moro. Piazza Vittorio Emanuele, in continuità con la prefettura, è ubicato il Palazzo Beppe Montana, sede della Questura di Agrigento. Tra gli altri luoghi del FAI, la Camera di Commercio, Piazza Gallo, un edificio dall'aspetto gotico che rappresenta oggi il fulcro della vita amministrativa della città. Il Circolo Empedocleo in Piazza San Giuseppe. Sì, siamo qui alla Camera di Commercio e al Circolo Empedocleo. Hai detto bene, finalmente riprendono le giornate FAI di primavera e sono sempre un'occasione importantissima per i ragazzi perché hanno modo di sperimentare quelle metodologie che tanto vengono auspicate a scuola, la didattica laboratoriale, anche la soluzione dei problemi in quanto sostanzialmente mettono in campo tutte le loro competenze nell'accogliere qui il pubblico e condurlo nei luoghi che devono essere illustrati e visitati. Come siete organizzati fattivamente? Siamo organizzati, abbiamo gli apprendisti ciceroni, abbiamo anche i gruppi di musicisti che intrattengono il pubblico, perché noi abbiamo anche il liceo musicale, che è stato un grande arricchimento per noi. E quindi appunto abbiamo il momento in cui gli apprendisti ciceroni illustrano verbalmente il bene e poi abbiamo l'intrattenimento musicale. Allora conosciamo 2 di queste guide, nome e cognome, qual è l'attività che voi fate oggi? Salve, io sono Gloria Tornabene, oggi siamo qui per presentare al pubblico, alle altre scuole, cos'è la Camera del Commercio e spiegare quali sono le sue antichità, cioè spiegare l'arte della Camera del Commercio. Ascoltiamo il Cicerone ora, nome e cognome. Buongiorno, sono Andrea Arnone della seconda G del liceo Empedocle. Sì, finalmente dopo 3 anni torniamo a partecipare a queste giornate FAI, è davvero un'esperienza interessante e comunque coinvolgente, arricchisce la città e di contenuti anche noi stessi. Come è andata già fino ad ora questa mattina? Devo dire abbastanza bene, le classi sono molto interessate, comunque è un'esperienza formativa, vedo molta partecipazione e molto interesse e speriamo di continuare così. Si sensibilizza anche chi viene alla raccolta a donare anche per il FAI, no? Sì, certo, perché è una raccolta proprio mirata a migliorare le nostre ricchezze, le ricchezze di tutta Italia, non solamente della Sicilia. Oggi siamo al Circolo Empedocleo. Per le giornate FAI sono state aperte diversi beni e qui in Via Atenea, sulla Via Atenea possiamo trovare la Camera di Commercio, il Circolo Empedocleo e ancora prima il Palazzo della Prefettura. Oggi qui abbiamo, oltre alla visita all'interno di questo luogo che è stato per tanto tempo fiore all'occhiello di questa parte della via e della città,
il nuovo restauro, possiamo vedere le sale ai piani di sopra, abbiamo anche l'occasione di ascoltare tanta bella musica. Abbiamo i licei musicali che qui stamattina si esibiscono e ci regalano tante emozioni. Finalmente dopo 2 anni di stop i ragazzi hanno ripreso a suonare, lo fanno a servizio anche della comunità, delle associazioni, e per noi è una gioia appunto riprendere questa attività anche in pubblico, anche e soprattutto per i ragazzi. Ho curato i ciceroni, questi ragazzi che con tanto entusiasmo hanno accolto questa iniziativa dopo la pausa causa Covid. È stata una forte emozione davvero rivedere questi gioielli, io li chiamo, del nostro territorio. Sono Giuseppe Nugero io e sono un apprendista cicerone. Appunto noi ragazzi del liceo classico Empedocle, alcuni di noi perlomeno, abbiamo avuto la possibilità di partecipare in modo entusiastico appunto a questa iniziativa del FAI, delle giornate FAI, come apprendisti ciceroni, appunto mostrando ai cittadini della città di Agrigento i luoghi appunto di cultura e di maggiore rilievo. Tragico incidente questa mattina a Porto Empedocle quando Angelo Melluso, poliziotto 34enne, avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe andato a sbattere. Stava rientrando a casa in sella alla sua motocicletta. L'impatto è avvenuto all'alba sulla strada statale 115 al bivio Vincenzella. Sul posto i medici del 118 che hanno constatato il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione. Presenti anche per ricostruire la dinamica i carabinieri. L'uomo originario di Porto Empedocle prestava servizio nella polizia stradale di Reggio Calabria. Soggiorno di 12 mesi a €1, boom di richieste da tutto il mondo per Sambuca di Sicilia, paesino della provincia di Agrigento. Il servizio di Francesco Milano. Un soggiorno di 12 mesi a Sambuca di Sicilia al prezzo simbolico di €1. È l'iniziativa lanciata dal portale Airbnb a cui ha aderito il comune agrigentino, già borgo più bello d'Italia nel 2016. In brevissimo tempo l'iniziativa ha registrato oltre 100.000 richieste, arrivate da diverse parti del mondo, soprattutto Stati Uniti, Argentina, India, Messico e Regno Unito. I candidati sono principalmente i cosiddetti nomadi digitali, ovvero lavoratori che hanno la possibilità di svolgere la loro attività da remoto attraverso i mezzi tecnologici. Una realtà resa evidente dallo smart working, tipico dei lockdown durante i primi mesi della pandemia da Covid-19. Non è la prima volta che il comune di Sambuca propone delle iniziative del genere. Già nel 2019 aveva messo in vendita 17 immobili, anche questa volta al costo di €1. E anche in quel caso c'era stata una grande partecipazione che aveva consacrato il borgo a meta privilegiata del turismo internazionale e dell'interesse da parte di VIP di tutto il mondo. Lorraine Bracco, attrice italo-americana, aveva in quell'occasione realizzato un programma televisivo sui canali di Discovery Channel, permettendo al comune agrigentino di farsi conoscere anche oltre l'Atlantico. L'amministrazione sambucese spera di raddoppiare quest'anno, sottolineando che il recupero di questi immobili, ha detto il sindaco Leo Ciaccio, ha restituito bellezza e decoro al nostro centro storico, diventando esempio di rigenerazione urbana per tanti altri borghi. Dalla vendita delle case a €1, ripetuta quest'anno con un secondo bando, è scaturito un investimento economico stimato in almeno 25 milioni di euro, ha concluso il sindaco, dando una boccata d'ossigeno alle imprese, all'artigianato, al commercio e al tessuto produttivo di Sambuca. Avrebbe truffato un pensionato di 80 anni aprendo un nuovo libretto postale a suo nome e versando 130.000 euro, di cui poi 70.000 trasferiti sul suo conto. Agli arresti domiciliari per sostituzione di persona, peculato e tentata estorsione è finito il direttore dell'ufficio postale
CG di 40 anni, originario della provincia di Agrigento, dell'ufficio postale di Palazzo Adriano. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Lercarafriddi e coordinate dalla procura di Termini Imerese, l'uomo, un quarantenne agrigentino alla direzione del piccolo ufficio postale da circa 5 anni, avvalendosi del proprio ruolo, avrebbe aperto fraudolentemente a nome della vittima un nuovo libretto postale su cui avrebbe poi trasferito circa 130.000 euro dal libretto legittimamente intestato al pensionato. Dal nuovo libretto il direttore avrebbe sottratto la somma di circa 71.000 euro versandola sul suo conto corrente bancario. Quando il pensionato si è accorto dell'ammanco ha sporto denuncia ai carabinieri, ma il direttore avrebbe minacciato la figlia dell'anziano per costringerlo a ritirarla. Per l'uomo il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e emesso un ordine di sequestro preventivo anche per l'equivalente della somma sottratta alla vittima, sequestrando al direttore 2 case. Non avere infrastrutture costa 6 miliardi e mezzo l'anno, sono le parole del governatore Nello Musumeci. La Sicilia è già capitale, cuore pulsante, ma lo è nel bacino del Mediterraneo. Invece paghiamo 60 anni di perifericità rispetto al continente europeo. Vediamo. Essere Sicilia è bello. Essere isola è molto più bello. Ma essere isola senza infrastrutture strategiche ci costa 6 miliardi e mezzo l'anno. Ecco perché, a mio avviso, la chiave di lettura di ogni processo di crescita della mia regione non può non partire dal primo dato. Questa terra ha bisogno di infrastrutture strategiche non per riconsegnarsi al continente europeo, che già diventerebbe automaticamente una conseguenza logica e inevitabile, ma per candidarsi ad essere la naturale piattaforma dell'Europa nel Mediterraneo. E alla invocazione che il governo che guido ha rivolto al governo nazionale non ha trovato risposta, perché l'Italia non dico non vuole, dico non sa cosa fare del Sud. Adesso la politica, intervista del nostro direttore Arturo Cantella al deputato regionale della Lega Carmelo Pullara. Vediamo. Onorevole Pullara, parte il progetto politico Prima l'Italia. In cosa consiste e quali sono gli obiettivi che lei si prefigge insieme alla sua parte politica? Sì, devo dire che il Consiglio federale della Lega a Roma ha accolto quello che noi siciliani che abbiamo aderito al partito chiedevamo da tempo, cioè a dire la possibilità di aprire il partito al civismo e ai moderati. Questo ci consentirà di presentarci nella regione siciliana alle prossime elezioni con il simbolo Prima l'Italia, che secondo me equivale a dire prima la Sicilia. Abbiamo lavorato in questi mesi alacremente, siamo stati ascoltati. Questa è la dimostrazione che pur in un partito che era nato di origine nordiste, poi, come dire, piano piano ha svestito questi panni nordici. Oggi la voce dei siciliani e della Sicilia è una voce forte ed ascoltata. Il futuro del centrodestra quale sarà in vista delle prossime elezioni, considerando che prima ci saranno le comunali? Ma io spero che il centrodestra ritrovi le ragioni dello stare insieme. Non c'è uno spirito oggi che consente a tutti di fare un passo indietro. Devo dire che c'è troppo io e poco noi. Secondo me dovremmo capire che questo balletto e teatrino, tra l'altro in un momento mondiale particolare dopo la pandemia, ai cittadini non piace e stanca.
Onorevole, stiamo assistendo a un'escalation incredibile dovuti a questa guerra tra la Russia e l'Ucraina dei prezzi. Le materie prime sono aumentate e aumentano giorno dopo giorno. In questo senso, con la prossima finanziaria la Regione potrà fare qualcosa di fattivo e concreto per aiutare non solo le imprese ma anche le famiglie? Guardi, le dico innanzitutto una cosa. La mia sensazione è che l'impennata dei prezzi è avvenuta dall'oggi al domani, sia stata una speculazione bella e buona. Spero che questo chi ha il controllo del mercato e dei prezzi agisca. Di contro, se dovesse continuare così, contiamo nella prossima finanziaria rispetto alle previsioni del governo nazionale di fare certamente la nostra parte. Il tasso di positività dei tamponi raggiunge il 40%, siamo nel pieno di una nuova ondata di contagi e con questi ritmi anche aprile e maggio saranno mesi caratterizzati dalla diffusione del virus. A tracciare questo quadro nel consueto punto settimanale è il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamo. Allora, situazione al 25 marzo dell'andamento del Covid nella nostra provincia. Diciamo che proseguiamo con costanza tutto l'andamento negativo che abbiamo segnalato nelle settimane precedenti, quindi abbiamo i positivi che hanno raggiunto i 14.000 e sono in crescita costante dall'inizio di questo mese, quindi la percentuale sui tamponi è quasi il 40% di tamponi positivi su quelle che stiamo facendo. Vi sarete accorti anche delle nuove file che sono presenti ai drive-in. Quindi noi abbiamo una situazione del virus che continua a crescere nella nostra provincia. La situazione che mi fa, diciamo, non stare tranquillo, però non ci fa preoccupare molto, è quello del fatto che a questo numero enorme di positivi, per fortuna, grazie al vaccino, non corrispondono ricoveri perché abbiamo 25 persone in medicina ad Agrigento, abbiamo già chiuso la terapia intensiva, 32 persone in medicina Covid a Ribera con 2 persone in terapia intensiva. Quindi vedete che continua a mantenersi alto il numero dei ricoverati in medicina, significa che la patologia non è grave, non salgono le terapie intensive. Diciamo che questo dal punto di vista clinico assistenziale è una buona notizia perché non abbiamo emergenze clinico-assistenziali, però vi faccio notare che l'ospedale di Agrigento continua a essere impegnato con il numero di persone, per cui non riusciamo a dare quell'assistenza voluta e dovuta ai no Covid e non riusciamo a lavorare per ingolfare meno il pronto soccorso, perché il pronto soccorso ha una medicina Covid che continua a mantenersi piena. E dovremmo inventarci qualcos'altro perché ovviamente non ce ne possiamo uscire così dicendovi che è colpa del Covid, perché alla fine dobbiamo sempre assistere le persone senza cercare le colpe ma ipotizzando delle soluzioni. L'andamento delle vaccinazioni viene da piangere perché se io guardo il numero di vaccinazioni che facevamo a gennaio, 27.000, in una settimana 27.000, l'ultima settimana 2.654. Ok, al di sotto dei 12 anni vi dico che mi ero stupito la settimana scorsa che c'erano 3 vaccinati nella provincia il 22 marzo, la settimana scorsa siamo arrivati a migliorarci, nel senso che ne abbiamo fatte 2 in tutta la provincia il 23 marzo. Quindi lascio poi le considerazioni. Vi dico solo una preoccupazione che ho dal punto di vista sanitario. La preoccupazione dal punto di vista sanitario è che questi dati, ovviamente avete sentito che il Covid continua a rimanere fra noi, in mezzo a noi ed altro, e questo ovviamente non porta nessuno a stare più prudente, quindi ci limitiamo a dirvi queste cose, ognuno con la propria responsabilità, con il proprio senso di responsabilità andrà avanti. Vi dico solo che in proiezione la cosa che mi preoccupa dal punto di vista sanitario è l'indice RT, che sapete, avete sentito, abbiamo imparato tutti che ogni positivo che c'è, quanto si diffonde per ogni positivo. Quando è al di sotto dell'1 significa che per ogni positivo siamo meno, non infetta un'altra persona. Oggi l'abbiamo superato, siamo proprio stamattina all'1,2, quindi questo ci dice che la malattia è in avanzamento e questo cosa mi fa pensare? Che il mese di aprile, quindi Pasqua, e il mese di maggio almeno
Noi purtroppo avremo tutto questo significa che in urologia sciacca 3 medici su 4 sono positivi, nell'ufficio dell'ingegnere tal dei tali non si può lavorare, al comune troverete delle persone che mancano, quindi avremo dei disagi ognuno di noi e diciamo che sarebbe bene che ognuno riflettesse su questi dati. Vi invito alla riflessione e vi do appuntamento la settimana prossima. Nuove accuse per l'infermiera arrestata per aver finto di vaccinare contro il Covid alcuni Novax in cambio di soldi. La donna, contraria ai vaccini, avrebbe simulato somministrazioni a decine di persone ignare di essere ora senza copertura. La 58enne avrebbe agito questa volta non per soldi ma perché fermamente contraria ai vaccini. C'è il servizio. Avrebbe lavorato soltanto 2 giorni al lab della fiera, l'11 e il 18 dicembre dello scorso anno, e si sarebbe pertanto occupata di 49 pazienti totali. Non ce ne sarebbero altri ed è un dato importante, visto che secondo la procura l'infermiera Giorgia Camarda, nuovamente arrestata per falso e peculato, avrebbe soltanto finto di fare l'iniezione ed avrebbe quindi lasciato senza copertura vaccinale le persone finite fra le sue mani. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa fa sapere: stiamo già contattando tutti e avvieremo con loro uno studio approfondito sul loro stato immunologico per capire come procedere. Secondo i primi accertamenti compiuti da Costa, la maggior parte dei pazienti che hanno avuto a che fare con l'infermiera infedele avrebbero dovuto fare la seconda dose, che, come ricostruito dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dal sostituto Felice De Benedettis, in realtà a loro totale insaputa non avrebbero mai ricevuto quella stessa dose, poiché l'indagata avrebbe gettato prima il farmaco in garza e poi avrebbe inoculato semplicemente dell'aria. Come ha spiegato nelle scorse ore il commissario Costa, occorrerà fare adesso un approfondimento scientifico accurato per capire come procedere con questi pazienti. Stiamo contattando tutti, precisa, potranno venire qui quando per loro sarà più comodo e faremo un prelievo. Con lo studio saremo in grado di stabilire se, come e quando vaccinarli. Massima disponibilità dunque, come è accaduto durante tutte le fasi della pandemia e anche delle indagini della Digos guidata da Giovanni Pampilonia. Allo stato però non è possibile escludere che qualcuno dei pazienti possa voler chiedere i danni, specie se, si spera di no, per via dell'operato di Camarda qualcuno ha preso il Covid e sia stato anche parecchio male. Questo è un aspetto che alla fiera si sta accertando. I poliziotti, grazie alle telecamere, hanno potuto ricostruire il comportamento di Giorgia Camarda, che sarebbe stata solita far fare anche il segno della croce ai pazienti e canticchiare durante le finte vaccinazioni. Incrociando le immagini con la lista delle persone prenotate per ricevere il vaccino in quei giorni e con le foto custodite all'anagrafe comunale, alla motorizzazione, gli investigatori sono riusciti ad identificare 45 pazienti e che fossero all'oscuro dell'operazione dell'indagata emergerebbe non solo dalle loro dichiarazioni una volta convocati dal PM, tutti avrebbero affermato di aver fatto regolarmente il vaccino, ma anche da alcune intercettazioni in cui queste stesse persone avrebbero manifestato le loro perplessità e le loro sorprese rispetto alle tesi degli inquirenti. Se con gli arresti di gennaio si è ipotizzato anche un giro di soldi consistente per consentire di ottenere il Green Pass, ma senza fare realmente il vaccino, grazie alla complicità di infermieri infedeli in servizio alla fiera, in questo caso Camarda avrebbe agito per pura convinzione ideologica, senza che i pazienti scegliessero concretamente di non sottoporsi alla vaccinazione. La procura ha anche affidato una consulenza ad un medico legale, la professoressa Antonella Argo, che ha visionato le immagini riprese dalle telecamere, stabilito per esempio che le 12 vaccinazioni compiute da Camarda tra le 8:55 e le 10:57 del 18 dicembre scorso sarebbero state fasulle. La GIP Donata di Sarno, che ha disposto il sequestro del Green Pass sulla piattaforma nazionale dei pazienti trattati da Camarda, rimarca nell'ordinanza la gravità del comportamento dell'infermiera, che avrebbe consentito a soggetti non coperti dalla somministrazione del vaccino di svolgere tutte le attività subordinate al possesso della certificazione verde e quindi possono aumentare il rischio di diffusione della pandemia stessa, con effetti devastanti sulla salute pubblica, con particolare riguardo ai soggetti fragili o immunodepressi.
È rientrato dalla Polonia l'autobus con 34 profughi, grande accoglienza da parte di Montevago. Vediamo. Arrivato a Montevago il pullman umanitario con a bordo 34 profughi ucraini provenienti dalla Polonia nell'ambito dell'iniziativa Un cuore per l'Ucraina promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione volontariato A Cuore Aperto. 5 le persone si sono fermate a Padova e a Caserta, dove hanno raggiunto i familiari e gli amici. Una grande accoglienza è stata fatta da parte della cittadinanza di Montevago. Sentiamo nel video le interviste del sindaco. Noi siamo di Kramatorsk, arrivavo alla frontiera 5 giorni. A Polonia noi aiutavo a passare frontiera. Siamo a viaggio 2 giorni, a noi piace tantissimo. Tranquillo, molto bello, quando finisce la guerra noi vogliamo ritornare a casa. La cittadinanza è stata grandiosa perché oltre a mettere a disposizione le proprie case in perfetta autonomia resteranno queste famiglie, saranno libere di muoversi, di avere un appartamento tutto per loro, e questo è un grande gesto di generosità che c'è stato da parte dei montevaghesi. L'accoglienza parla da sola. Stamattina in piazza sono arrivati proprio come se arrivava una famiglia, una grande famiglia, e quindi questo è il secondo motivo per cui sono contenta di avere promosso una iniziativa che ha come scopo un'accoglienza integrata, un'accoglienza di territorio, un'accoglienza che vede queste famiglie, queste donne e questi bambini che scappano dalla guerra e che hanno lasciato i loro mariti, i loro padri, i loro fratelli, li vedono da soli e qui devono sentirsi a casa, devono poter girare per il paese, integrarsi, andare nei negozi, quello che a loro serve. A casa in ogni appartamento troveranno, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far trovare tutto, e poi ovviamente noi ci premureremo di fare il resto. Insomma, la prima cosa che faremo oggi, perché è giusto che abbiano una SIM per poter comunicare con i loro familiari e dire che sono arrivati a destinazione, sarà quella di andare a fare le SIM e portargliele a casa. Ora stanno facendo i tamponi, faranno colazione e dopodiché li porteremo a riposare, perché dopo questo lunghissimo viaggio hanno il diritto a riposare e a stare tranquilli. Mia figlia, io e mio marito, a Mariupol non c'è niente più. Io specialmente sempre desideravo vedere bellezza così. Qua terra è bellissima, io sempre desideravo vedere sta terra bellissima. A Mariupol non c'è niente più. Troppo brutto a Mariupol, tutti vanno cadaveri. Come si può ritornare per vedere cadaveri? Game over per il re delle scommesse, confiscato impero da 6 milioni di euro a Ninì Bacchi, figura emersa dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo, che ha accertato la forte connessione tra Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale da gioco e delle scommesse. I dettagli nel servizio. La Polizia di Stato di Palermo ha dato esecuzione nei confronti di Benedetto Bacchi, classe 72, conosciuto meglio come Ninì, alla confisca di un ingente patrimonio per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Nello specifico si tratta di 10 beni immobili, 7 società operanti nel settore edile e in quelle dei giochi e scommesse, delle quali alcune ubicate a Malta, 4 veicoli, 6 rapporti finanziari, una quota societaria e diritti di credito pari a 300.000 euro di una impresa operante a Terni. La figura di Bacchi, imprenditore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse online, è emersa nell'ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo relativa all'operazione di polizia denominata Game Over. Tale attività investigativa ha confermato l'esistenza di una forte e indissolubile compenetrazione
separazione tra l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse in seno alle quali quotidianamente si muove una mole di denaro spesso sottratta a qualunque forma di controllo legale e fiscale, che rappresenta ad oggi una delle più cospicue fonti di reddito per la stessa associazione criminale. Le indagini, tra l'altro, hanno permesso di accertare come il BAC, avvalendosi del sostegno offerto dalla famiglia mafiosa di Partinico ed in particolare di Francesco Nania, nato a Palermo nel 69, oltre che delle famiglie mafiose palermitane di San Lorenzo, Resuttana, Porta Nuova, Noce e Brancaccio, è riuscito in breve tempo ad aggiudicarsi il mercato del gioco sul territorio palermitano in posizioni di monopolio rispetto agli altri concorrenti. Lo stesso, nell'arco di un decennio, ha sviluppato e consolidato un circuito di scommesse e giochi online in grado di competere con i più importanti marchi nazionali, con la sostanziale differenza però che il suo circuito, in questa rapida e allo stesso tempo anomala crescita, è stata supportata dall'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, che gli ha consentito pertanto di limitare drasticamente la concorrenza e quindi di ampliare al massimo la diffusione del suo marchio in cambio di una partecipazione ai profitti e l'utilizzo dei canali finanziari del circuito delle scommesse e dei giochi a distanza per riciclare e occultare proventi di attività illegali. La figura del BAC ha quindi progressivamente assunto i caratteri dell'imprenditore che ha scelto come socio deliberatamente, programmaticamente, l'organizzazione mafiosa. Nell'ottobre del 2021 Bacchi è stato condannato dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio ordinario alla pena di 18 anni di reclusione per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso e per i reati, anche questi aggravati dalla predetta circostanza, di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse, truffa, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sulla base della pericolosità sociale del Bacchi qualificata dall'appartenenza dello stesso al sodalizio mafioso. Sono state avviate dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Palermo indagini patrimoniali che hanno permesso di ricostruire l'origine dell'ingente patrimonio di Bacchi. Con l'odierno provvedimento, la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto a carico del Bacchi la confisca dei beni già oggetto di sequestro nel dicembre del 2018, tra i quali spicca tra gli altri anche una lussuosissima villa sita a Palermo in Viale Margherita di Savoia. Con lo stesso decreto gli è stata inoltre applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La statua restaurata della Madonna Addolorata dopo il restauro è tornata a casa. Ieri benedizione nella chiesa agrigentina a lei dedicata. Arturo Cantella. Cerimonia di consegna si è svolta presso la chiesa dell'Addolorata di Agrigento del simulacro della Vergine Maria debitamente restaurato. La statua lignea è stata poi benedetta da Don Liro L'Argento. L'iniziativa è stata curata e voluta dalla Confraternita dei Sette Dolori, diretta da Dino Montana, che ne ha curato le varie fasi realizzative, lanciando anche una raccolta straordinaria che è stata necessaria al restauro, che è stato effettuato dal professore Francesco Fazio, collaborato da Maurizio Catalano, che nel corso della cerimonia di ieri di consegna ha effettuato una lunga e dettagliata relazione tecnica del simulacro della Vergine, che più volte negli anni è stata eseguita, e descrivendo con cura e dettagli le varie fasi, considerando che la stessa presentava originariamente numerose crepe ben visibili a occhio nudo. Quindi la scopertura della statua, che ora è ritornata al suo originario splendore, la benedizione e i canti a cura del coro Magnificat di Agrigento. Oggi al santuario dell'Addolorata di Agrigento abbiamo la gioia di presentare al popolo dei devoti e dei fedeli l'immagine restaurata della Madonna Addolorata. C'è una grande venerazione per la Madonna Addolorata ad Agrigento e soprattutto una grande partecipazione di popolo, soprattutto in Quaresima, in questo santuario. Il santuario dell'Addolorata, ecco, che è gestito, diciamo, da un punto di vista ecclesiale da me, che sono stato collaborato
dall'Arciconfraternita, specificatamente dal direttivo della Confraternita, abbiamo promosso questo restauro della Dolorata e ringraziamo quanti hanno dato la loro offerta per completare questo restauro. Oggi inauguriamo nel senso che presentiamo, non so se si vede alle mie spalle qui, tutto il velo che copre la Madonna. Tentiamo di fare questo svelamento, ecco, e ripetiamo e rinnoviamo il nostro amore verso la Vergine Addolorata. Ripeto, ecco, che è stata una bella idea quella di fare restaurare l'immagine della Madonna, aveva necessità di questo restauro la nostra immagine della Madonna Addolorata. Siamo felici e contenti di quanto abbiamo realizzato. Grazie. Ci sono altre iniziative durante la settimana? Sì, durante la settimana non propriamente, nel corso di questi impegni in Quaresima ci sono anche delle altre iniziative. Intanto domani al Santuario ci sarà, oltre il ricordare il quinto dolore di Maria, perché è il quinto sabato di questa devozione alla Madonna che si snoda durante tutto il periodo quaresimale, ecco, domani ricorre l'anniversario di fondazione della Confraternita, come si vede qui anche nel rarazzo che rappresenta dietro di me. E giorno 1, questo lo dico ai presenti ma anche a tutti gli altri, giorno 1 qui al Santuario dell'Addolorata alle ore 19 presenteremo il libro di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo già di Agrigento, che sono le sue meditazioni a conclusione del Venerdì Santo ad Agrigento a Piazza San Domenico negli anni del suo episcopato. Ci sarà la presenza anche di Monsignor Damiano, il nostro attuale arcivescovo, con i canti eseguiti dalle nostre arciconfraternite in Agrigento. Arciconfraternita Maria Santissima Sette Dolori, che canterà ovviamente il canto Madonna Mia, ma volevo dire prima l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso che, ecco, presenterà il canto bellissimo da tutti amato in Agrigento, A sì versate lacrime. Personalmente dovrei ringraziarvi a uno per quello che avete fatto, perché questo restauro è stato possibile semplicemente perché ognuno di noi ha dato quel poco necessario per poterlo effettuare. È stato voluto fortissimamente da parte della Confraternita e anche da parte del nostro rettore Don Lillo Maria Argento, ed era necessario perché c'erano delle piccole crepe, delle lesioni che il tempo, che le processioni avevano cagionato all'immagine, al simulacro dell'Addolorata. Torno a ripetere, ora il nostro grandissimo restauratore Maurizio ci presenterà il lavoro. Ringrazio quanti hanno partecipato e aiutato, compresa la Sovrintendenza Beni Culturali della Curia. È un restauro conservativo, quindi non un ripristino, e per me ogni lavoro è sempre motivo di studio e di crescita, non solo di lavoro proprio. Prima di procedere con la visione delle fotografie vorrei così brevemente esporvi un po' come è andato, come si è svolto questo restauro. Innanzitutto la vostra statua dell'Addolorata è una scultura dei primi anni dell'Ottocento attribuita a Filippo Quattrocchi, uno scultore della provincia palermitana, e che nel corso del tempo ha subito due interventi più che di restauro, di ripristino, perché il concetto di restauro è un concetto moderno che risale un po' agli anni 50, ma prima il restauro era inteso come rifacimento totale dell'opera, per cui se c'erano delle abrasioni o delle lacune o delle fessure, tutta l'immagine si chiamava lo scultore o si chiamava il pittore, quindi tutta l'immagine veniva ridipinta o ricostruita, nascondendo il colore originale. Il restauro conservativo mira invece al recupero di tutte le materie originali che diciamo, caratterizzano l'opera stessa. Conservando anche le patine, le parti deteriorate, proprio per mettere in evidenza anche l'aspetto del tempo, no? Del vissuto dell'opera d'arte.
Appuntamento con la musica sinfonica venerdì 1 aprile alle 20:30 al Teatro Pirandello di Agrigento con il concerto di primavera. Arturo Cantella. Presentato stamani il concerto di primavera che si terrà venerdì 1 aprile presso il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Le 8 stagioni con musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, eseguito dall'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala. Per l'occasione è stata anche siglata un'intesa tra la Fondazione e la prestigiosa istituzione presieduta da Giuseppe Vita di Favara per creare un legame con la propria terra, a dialogare col sindaco di Agrigento e la dirigenza del teatro in videoconferenza. Sì, oggi è un giorno importantissimo perché abbiamo per la prima volta ospiteremo sicuramente qui al Teatro Pirandello l'Accademia della Scala di Milano, e si esibiranno in un concerto, saranno un 33 o 34 elementi, e questo per Agrigento penso che sia unico, è un fiore all'occhiello. Si parlava di bellezza, si parla di cultura, di arte. Noi abbiamo scelto ancora per l'ennesima volta la musica come espressione di pace, naturalmente in questo periodo così triste di guerra. Nasce tutto da un incontro quest'estate che ho fatto io con il presidente dell'Accademia della Scala, il dottore Giuseppe Vita, e abbiamo subito trovato un'intesa, portare qui l'Accademia della Scala di Milano e per esibirsi naturalmente per questo concerto, ma anche per iniziare quel rapporto, secondo me, unico di lavoro, di intenti. Noi abbiamo i nostri ragazzi che vanno fuori, vanno pure a Milano per iscriversi all'Accademia, perché non fare un'Accademia nel Teatro Pirandello qui ad Agrigento? Ecco qual era lo scopo mio principalmente, per attivare una scuola, un'Accademia di musica, di arte, di cultura, perché Agrigento è città di arte, di cultura, di musica, di archeologia, di storia. Beh, la collaborazione comincia con questo concerto che facciamo quest'anno, vediamo negli anni prossimi cosa si può fare, dipende molto dalle iniziative locali, politiche, economiche, perché tutto questo purtroppo ha bisogno di un budget che deve essere un budget pluriennale se si pensa a una certa forma di collaborazione, oppure può limitarsi all'inizio a dei budget limitatamente al concerto o ai concerti che si vengono a fare. Certo, quello è un evento che rientra nel quadro della nostra stagione teatrale programmata, un evento di altissimo livello, perché avremo il piacere di ospitare Pamela Villoresi. Detto questo, e andando all'argomento di oggi, ma riagganciandomi alla domanda, la Fondazione Pirandello vuole crescere e dal giorno del nostro insediamento ci siamo posti all'unanimità un obiettivo, che è quello di fare in modo che si ampli quanto più possibile la nostra offerta culturale. Sì, il bilancio è presto per farlo, perché siamo in piena stagione, ma sicuramente c'è tantissimo entusiasmo, tanta voglia di fare. Abbiamo riscontrato anche nel nostro pubblico grande interesse verso l'offerta che abbiamo proposto, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per poter agire al meglio. E questa occasione del concerto dell'Accademia del Teatro alla Scala è senza dubbio una punta di eccellenza di questa stagione, perché non solo dal punto di vista del concerto, ma anche e soprattutto per quello che può rappresentare per la nostra realtà. Infatti in un primo tempo l'Accademia utilizzerà il Teatro Pirandello per procedere agli esami e alle audizioni dei cantanti e musicisti che stanno partecipando ai loro corsi, e poi pian piano organizzeremo insieme, utilizzeremo la loro esperienza per poter accedere anche noi a determinati programmi ministeriali che ci porteranno anche all'apertura di nostri corsi
per ampliare l'offerta formativa che diventa oggi anche didattica. Questo teatro si deve aprire soprattutto ai giovani e dobbiamo iniziare appunto a fare anche dei corsi, un'accademia, come diceva la direttrice del Teatro della Scala, perché come ho sempre detto il teatro è il cuore della cultura e quindi se manca il cuore della cultura ai giovani noi non cresciamo e quindi dobbiamo andare su questo indirizzo, dobbiamo stare su questo indirizzo, avvicinare i giovani. Poc'anzi una giornalista diceva che è importante continuare con i matinè per portare la scuola, i giovani al teatro e quindi noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. Torna l'ora legale stanotte, tra appunto sabato e domani domenica alle 2 del mattino le lancette dell'orologio andranno avanti di 60 minuti. Vediamo. Domenica 27 marzo ci sarà un'ora di sonno in meno. Alle 2 del mattino infatti scatta l'ora legale e le lancette dell'orologio andranno avanti di un'ora. Durerà fino al 30 ottobre, quando ritornerà l'ora solare. Tale cambiamento ci ruberà quindi 60 minuti di sonno che verranno recuperati in quest'ultima data. L'ora legale inizia come ogni anno l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre. Non si tratta solo di un'ora di sonno in meno e la necessità di risparmiare globalmente energia, ma come è noto questa pratica, che da noi in uso dagli anni 60, provoca una serie di conseguenze anche sui normali bioritmi che sono stati oggetto di studio per alcune conseguenze negative non difficilmente percepibili. Tra tutte un aumento degli attacchi cardiaci. Sulla scorta di quanto sostengono alcune ricerche, Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei diritti, evidenzia che nella nostra società si tende a dormire troppo poco rispetto al necessario e in tal senso anche un'ora in meno può comportare effetti evidenti sui nostri comportamenti. Peraltro viene da sottolineare che il nostro organismo ha bisogno di almeno un giorno per regolare l'orologio interno biologico. In tal senso i medici che sono occupati della questione consigliano di andare a dormire un'ora prima del solito, il sabato, o ancora meglio cominciare ad anticipare i tempi già qualche giorno prima. Per quanto riguarda l'abolizione del cambio tra ora solare e ora legale, è arrivata nei mesi scorsi la decisione dell'Italia, che ha deciso di mantenere ancora in vigore il doppio orario. Il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. L'Unione Europea ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra. Ogni Stato dunque sarà quindi chiamato a decidere nei prossimi 2 anni se rimanere con l'ora solare o adottare quello dell'ora legale come fuso orario. Siamo allo sport, calcio, i prossimi appuntamenti di eccellenza con Carmelo Lentini. Mancano appena 4 partite alla fine della stagione regolare, ma attenzione alle tante gare ancora da recuperare che potrebbero ridisegnare l'attuale classifica generale. L'Akragas dovrà giocare 4 sfide, 2 interne e altrettante esterne. All'Esteneto con la Mazzarese e l'Enna proprio all'ultima giornata e poi 2 consecutive esterne sempre con Profavara e Parmonval. Domenica intanto arriva la Mazzarese, ancora in corsa per la zona playoff, con 44 punti, che deve recuperare una partita per allinearsi alle altre. Occorre avere la massima concentrazione ed impegno perché la compagine giallorossa è classificata come una sorta di ammazzagrandi. In stagione ha vinto 12 volte, pareggiato 8 e perse 5, con 32 reti segnate e 17 subite. Attualmente è la terza migliore difesa del campionato dopo Canicattì ed Akragas. Migliore marcatore è Sanio Mario Seccan con 6 reti, lo scorso anno in forza alla compagine dei Templi. Allenata da Salvatore Iacono, la squadra mazzarese ha una rosa di tutto rispetto, con giocatori di esperienza come Giovanni Fricano, Akragas e Siracusa, Francesco Corso, Riccardo Priola e Davide Testa. Per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori biancazzurri, l'unica defezione
riguarda il centrocampista Angelo Strano, espulso per doppio giallo nel derby con i Canicattì. Per il resto tutta la rosa scalpita per poter dare il massimo sul rettangolo di gioco. Oramai l'attaccante Pasivic è diventato il beniamino dei tifosi agrigentini, con le 7 reti sinora realizzate in 8 gare. Con il ritorno all'ora legale, la gara di campionato Agregas-Mazarese si sarebbe dovuta giocare alle 16, ma per motivi organizzativi invece si disputerà a partire dalle ore 15. Questa sfida dell'Esseneto è stata affidata a Fabio Caruso di Palermo con assistenti Manfredi Canale e Giuseppe Di Marco, entrambi della sezione di Palermo. Per quanto riguarda gli altri incontri, fatta eccezione per Enna Canicattì, che non si disputerà per i ben noti motivi legati alla positività dei calciatori ennesi, scendono in campo tutte le altre. A Marsala si gioca una drammatica partita per non retrocedere. Marsala-Casteltermine, infatti, chi perde rischia molto, ed è notizia di questi ultimi giorni del nuovo divorzio consensuale con il tecnico Pino La Bianca. Al suo posto è arrivato Alfonso Benedettino, ex centrocampista dell'Agregas di oltre un decennio addietro. Per la zona playoff si affrontano Oratorio Marineo Castellammare, mentre questo sabato si anticipa Parma Valle Pro Favara. Infine, grosso scontro al Gurrera con l'Unitas Sciacca, pronto ad affrontare la vice capolista Don Carlo Miselmeri. Le altre gare in programma della domenica, con inizio alle ore 16, prevedono Mazzara Monreale e Nissa Cus Palermo. Terza gara in 7 giorni per l'Agregas. Domenica all'Esseneto arriva la Mazarese in piena lotta per un posto nei play-off. Come te la immagini questa partita? L'avversario più difficile che potevamo incontrare in questo momento dopo 2 gare così tirate come quelle del Miselmere e dell'Agregas. Affrontiamo una squadra che fuori casa ha un rendimento importante. Se andiamo a guardare i dati statistici, è una squadra che ha perso solo una partita, tra l'altro su un campo, su un terreno di gioco un po' particolare come quello della Palmoval, quindi un avversario difficile da affrontare, anche perché per caratteristiche è una squadra che lavora molto sulle ripartenze, con giocatori di gamba con grande velocità, quindi dobbiamo fare tanta attenzione. È uno scontro diretto, i ragazzi conoscono bene l'importanza della gara, perché altrimenti tutto quello che è fatto fino a questo momento non servirebbe a nulla. Quali armi sportive serviranno per battere la Mazarese e portare a casa l'intera posta in palio? Servirà non dare campo all'avversario, servirà tanta attenzione nella nostra fase di possesso, perché quando affronti queste squadre devi stare attento a non aprirti troppo. Penso che la gara si possa decidere come è successo nelle 2 precedenti con un episodio, e dobbiamo essere bravi, come ho detto, ad affrontare la partita con l'approccio giusto e con la determinazione per poter poi vincerla. Domenica farai turnover, darai spazio a chi finora ha giocato poco per avere più gamba in campo, più potenza, più freschezza? Preferisco dire che forse farò qualche cambio, ma non turnover. C'ho una rosa importante, una rosa con gente di qualità sia a livello umano che a livello calcistico, quindi probabilmente farò qualche cambio, anche perché cercherò di dare più freschezza all'11 iniziale. Non possiamo non parlare delle tante gare rinviate causa Covid. Qual è il tuo pensiero in merito? Il mio pensiero, purtroppo negli ultimi 2 anni il Covid non ha permesso ai campionati di avere una regolarità al 100%. Spero soprattutto che questi ragazzi che hanno contratto il Covid stiano bene, e mi auguro soprattutto che le ultime 3 gare vengano fatte con il campionato al completo. Ancora calcio, uno sguardo alle categorie inferiori con Carmelo Lentini. Scendendo di categoria nel campionato di promozione Girone A, impegno esterno per il Raffadali che affronta l'Alcamo. La compagine di Giovanni Falsone ha perso un po' di smalto e la classifica la vede tagliata fuori dalla zona playoff. Se vuole reinserirsi è obbligata a vincere questa partita, anche perché l'ultimo posto utile per gli spareggi dista appena 3 punti. Torna a giocare in casa il Camarat di Mimmo Bellomo, in una sorta di scontro diretto con il Città di Carini. Oramai è vietato sbagliato,
e la penultima e attuale posizione inizia veramente a fare paura. In prima categoria Girone B, giornata importante per le agrigentine presenti in questo campionato. A tenere banco è lo scontro di Bagheria tra la locale Città delle Ville che ospita il Gemini, il quale mira a consolidare l'attuale seconda posizione. Oramai il discorso promozione è chiuso anticipatamente con l'Aspra che ha raggiunto la matematica certezza. Occasionissima per la terza forza del campionato, vale a dire l'Atletico Favara, che gioca fuori con l'ultima della classe, il Real Trabia. Infine, il Ravanusa, che di recente ha avuto un colpo di coda, sarà ospite dell'Empedoclina al Collura in una gara che si prospetta intensa ed aperta ad ogni risultato. E concludiamo con la terza categoria, dove si ritorna in campo e si prospetta una giornata dove sono presenti due scontri d'alta classifica: Aragona Cianciana e Ribera Realicata. Si tratta di un campionato esaltante che sta tenendo sulle spine i tifosi di tutti i centri direttamente interessati. Completano la giornata Atena Bivona, Gattopardo Palma Montallegro, Real Canicati Burgio, mentre riposa lo Sciacca Soccer. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.